Pacchi. Prego. Grazie Presidente. Sostanzialmente e quelli che hanno partecipato al gruppo di lavoro, che alcuni sono qui, hanno già sentito le motivazioni per cui abbiamo deciso di proporre una nostra autonoma proposta di legge. In questi giorni si è parlato molto ed è un argomento di discussione che, tra l'altro, viste anche numerose sentenze della Corte Costituzionale, è ad un certo tipo di attualità da molto tempo, e lo è da molto tempo soprattutto da quando, a causa della necessità di rivedere il sistema previdenziale generale italiano perché presentava dei problemi di sostenibilità, si è iniziato a mettere mano appunto al sistema previdenziale comune, obbligatorio, nazionale, ancora appunto negli anni '80. Per diversi anni si è dibattuto sulla possibilità o meno appunto di intervenire sui trattamenti previdenziali già in essere o futuribili o maturandi, e ci sono numerose sentenze della Corte Costituzionale che dicono che, nonostante ci sia una certa tutela costituzionale su quello che possiamo chiamare diritti acquisiti, queste tutele non sono sufficienti a garantire l'intoccabilità e si sono descritte numerose fattispecie per cui persino i trattamenti di pensione dei lavoratori possono essere rivisti con legislazione successiva e quindi andare a intaccare le legittime aspettative. Bene, questo appunto semplicemente per quanto riguarda i trattamenti pensionistici. Passando invece al trattamento dei cosiddetti vitalizi, è stato definito anche qui con diverse sentenze come non possa essere assimilato a un trattamento previdenziale vero e proprio. Trattasi di misura definita in sede di assemblee legislative, volta a dare un sostegno, soprattutto all'inizio, quando all'inizio è stato in qualche modo definito giustamente come un supporto successivo al termine del mandato, perché naturalmente se un consigliere o un parlamentare svolge le sue mansioni, i suoi compiti di eletto, non ha sicuramente il tempo e la possibilità di occuparsi di un altro mestiere, e quindi giustamente è stato previsto un supporto una volta terminati i mandati. Solo che queste misure inizialmente sono state definite in un momento in cui c'era una certa disponibilità e una certa previsione e visione del futuro, e sono rimaste intonse, non toccate, fino a quando l'opinione pubblica ha spinto e continua a spingere affinché venga fatta un po' di perequazione. Il motivo per cui questo avviene è perché la situazione generale, nonostante, leggendo le varie sentenze e i commenti, si parli di crisi economica, difficoltà di sostenibilità del debito pubblico, risalgono fin dagli anni '80, e quindi mi pare che nulla sia cambiato, ma la situazione che in questi anni ci troviamo intorno è veramente drammatica, e alcune forme, forse anche un po' ampliate
dai mass media, un po' sostenute sicuramente anche in modo un po' demagogico, però nella realtà si tratta allo stato attuale di trattamenti che evidenziano sostanzialmente 3 enormi aree di privilegio, perché se si confronta con quello che è definito anche per legge il trattamento previdenziale per i lavoratori, noi notiamo che attualmente ci sono delle differenze abissali in alcuni parametri che vengono tenuti in considerazione. Primo fra tutti l'età di maturazione del diritto. Attualmente in Italia esistono 2 forme di trattamento previdenziale pensionistico e sono la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. Se parliamo di pensione di vecchiaia, l'età minima in cui una persona, maschio o femmina, ha diritto a percepire questa pensione sono 66 anni, quest'anno più 6 mesi. E per il 2021 l'età sarà innalzata a 67. Per avere diritto alla pensione di vecchiaia, in una certa misura, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, bisogna avere almeno minimo 20 anni di contribuzione effettiva, altrimenti si ha diritto all'assegno sociale. Invece per il trattamento di anzianità è stata definita una quota uguale a 96 che viene calcolata con la somma di età e numero di anni di contribuzione, dove gli anni di contribuzione effettiva devono essere minimo 35 e l'età deve essere minimo 60. Quindi in entrambi i casi le modalità di maturazione del diritto del vitalizio sono anni luce distanti. La terza area di evidente sproporzione è la cifra calcolata di rendita una volta terminati i mandati. Fino a oggi, per quanti ancora ne avranno il diritto, perché per il futuro è stato abolito, la cifra della rendita è pari a una percentuale determinata di un'altra cifra determinata, che non ha relazione quasi con niente. Una volta mi pare fosse anche legata alle retribuzioni dei giudici costituzionali, adesso neanche quello è stato bloccato. Ora, non prendiamoci in giro. Com'è possibile pensare di non porre rimedio in questo momento a una situazione così di vantaggio? Sentenze varie e tranquillamente elencabili sostengono che è assolutamente possibile rivedere i trattamenti, certo con una certa proporzionalità e ragionevolezza, però bisogna capire che cosa si intende per ragionevolezza. La ragionevolezza deve essere vista sia nei confronti di chi ha maturato un diritto e aveva una certa aspettativa, ma anche nei confronti di chi non ha mai avuto questo diritto. Perché qualcuno mi deve spiegare in che cosa si differenziano i consiglieri eletti da altri. Per poter essere eletti ci sono dei minimi requisiti, che sono una certa età, una condotta irreprensibile e basta.
chiunque, qualunque cittadino, quindi non si deve tenere in considerazione, non si deve tener conto di anni impiegati a studiare o qualificazioni specifiche che potrebbero in qualche modo giustificare una differenziazione. Allora, con la nostra proposta di legge cerchiamo di porre rimedio giusto, equo, serio a quanto attualmente è in atto. E sinceramente non siamo proprio assolutamente interessati alle grida, ai giornali o quant'altro, perché se si deve mettere mano, allora bisogna farlo in modo giusto, altrimenti l'opinione pubblica, le persone continueranno a sentirsi prese in giro. Se si deve fare un intervento, deve essere un intervento che sia legato a dei parametri di equità, perché interventi diversi, pur giustificati con interpretazioni di sentenza, eccetera, sono solamente dei palliativi, dei palliativi per cercare di tenere buona la gente, ma la gente non starà buona, secondo me è anche peggio.